L'assessore regionale Di Mauro incontra stamani i sindaci dell'AICA per fare il punto sulle varie emergenze della società che distribuisce l'acqua in provincia. Consegnato il decreto legge, presto si andrà a votare dopo il voto dell'Assemblea siciliana. Ad annunciarlo i parlamentari agrigentini della DC Abate e Pace. Cosa fare con le nuove norme che liberano il mercato della luce e del gas? Abbiamo sentito i consigli di Assoutenti Agrigento. Interessante incontro domani della CNA di Agrigento sull'intelligenza artificiale al Museo Archeologico. Un giovane medico di Grotte, Innocenzo Infantino, salva un passeggero da un malore durante il volo Palermo-Malpensa. Sfuma definitivamente l'ingaggio del giocatore Marimoto, sviluppi sulla condanna all'Akragas sulla partita di domenica scorsa con il Licata a Ravanusa. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. L'assessore regionale all'energia e all'ambiente, onorevole Roberto Di Mauro, ha incontrato stamani i sindaci componenti dell'AICA che gestiscono il servizio idrico nella maggior parte dei comuni della provincia. L'assise è servita per affrontare le tante criticità della gestione pubblica, a iniziare dalla carenza di risorse economiche per garantire il buon funzionamento della stessa azienda. Noi abbiamo seguito l'evento. Assessore Di Mauro, un incontro oggi qui all'AICA con i comuni che fanno parte della società idrica. Ecco, le problematiche sono tante, i comuni, c'è chi si comporta bene e versa la sua quota, c'è chi invece non la vuole fare. Si rischia anche la stessa vita di un'azienda municipale dell'acqua che è stata la prima ad Agrigento come esempio. Ecco, lei cosa potrà fare in questo senso come assessore al ramo? È un'azienda dei comuni, un'azienda che per volontà dei sindaci ha individuato un percorso di gestione in house del servizio idrico. La regione siciliana è venuta incontro attraverso una legge che stanziava risorse in prestito ai comuni. È giusto che i comuni attivino questo prestito perché il buco che si è creato nei rapporti tra Sicilia Acque e la società AICA rischia di mettere in difficoltà economica seria la società di gestione del servizio integrato e quindi l'ipotesi di una mala gestione che porta poi a conseguenze gravi. L'avere superato una fase molto critica nella gestione del servizio integrato, e cioè il post gestione fallimento del gruppo dirigenti acque, vedeva un'azione di forte responsabilità da parte dei sindaci a cui debbono seguire i fatti. Siamo qui oggi per discutere di questo e attribuire alla giusta responsabilità del proseguo dell'attività del servizio integrato, perché in caso diverso si dovrebbe ricorrere a soggetto unico privato. Quindi è una cosa che dobbiamo evitare, ma dobbiamo fare in modo che questa sensibilizzazione nei confronti dei sindaci venga trasmessa, credo che sia opportuno, anche da parte del governo regionale, perché solo così si potranno attingere finanziamenti per il reggimento delle reti. Il clima è incandescente, l'acqua in molti comuni non arriva regolarmente, l'utenza è esasperata al punto che qualche dipendente è stato aggredito. Ma questo è un fatto diverso che riguarda la gestione, l'organizzazione dei servizi, il mettere in atto tutte le strategie necessarie per far sì che il servizio funzioni. Altra cosa è il tema del servizio integrato, che è la soluzione tecnica che vuole l'Europa e l'Italia affinché questa provincia possa ottenere finanziamenti del PNRR, oppure fondi FSC, oppure i fondi FERS. Assessore, questa crisi idrica diciamo che ha portato appunto l'AICA, ma Sicilia Acque in primis, a ridurre la portata idrica in diverse province siciliane, e anche AICA di ribalto ha dovuto tagliare di almeno 15-20% la distribuzione idrica. Ecco, ora con queste piogge magari si spera che i bacini vengano ricolmati. Ecco, voi come assessorato all'energia e all'acqua cosa
come vede, che fotografia fa di questo momento? La competenza è intanto dell'Autorità di bacino, che giustamente in termini di programmazione ha ridotto la gestione del 10%, per ricaduta ovviamente in alcune realtà questa riduzione è al massimo al 15%. Ed è una norma ed è una attività che è stata compiuta in via preventiva per evitare di trovarci poi in grande difficoltà nei mesi di giugno e luglio. Posso assicurare che secondo questa programmazione noi saremo come posso dire, bloccati fino al quarto mese avanti, quindi siamo a gennaio fino al mese di maggio. Ci auguriamo che ci siano nuove piogge per poter trascorrere un'estate tranquilla. Cosa si ci aspetta da questo incontro con l'assessore Di Mauro? Ci aspettiamo innanzitutto un incontro importante con l'assessore e tutti i sindaci che sono i soci di AICA per analizzare quelle che sono le criticità e le prospettive di sviluppo dell'azienda. L'azienda è nata con un obiettivo chiaro, quello di esistere nel medio e nel lungo periodo, quindi sono diversi profili di criticità, li dobbiamo mettere sul tavolo e trovare le soluzioni che ci consentono di andare avanti con la massima serenità e soprattutto cercando di perseguire quello che è l'unico obiettivo che ci poniamo, cioè quello di garantire ai nostri cittadini un servizio degno di questo nome. Che bilancio si può fare di questa gestione da quando lei è qui, diciamo, l'ha visto un po' nascere, crescere, con le difficoltà anche che ci sono al momento di distribuzione idrica, nei pagamenti, insomma un piccolo resoconto? Sì, la nascita dell'azienda è un fattore molto positivo. Ricordiamoci che l'azienda nasce dopo tutte le problematiche dell'ex gestore, un caso più unico che raro, un fallimento, un'interdittiva per mafia, la presenza sia di un commissario prefettizio e poi di un commissario straordinario e poi appunto della curatela fallimentare, quindi le problematiche sono state tantissime, però Perfetto. ne abbiamo risolto diverse di problematiche. È chiaro che ci sono ancora tante cose da risolvere, però ricordiamo ai cittadini che comunque c'è un'azienda pubblica che fino adesso nel bene e nel male ha garantito l'erogazione di un servizio pubblico. È chiaro che dobbiamo migliorare, ci sono tantissimi margini di miglioramento e oggi questo tavolo serve a questo. C'è qualche sindaco però che non è in linea, insomma, con la maggioranza, come mai? Ma non credo che non sia in linea. Tutti i sindaci dobbiamo capire che l'azienda è nostra, è dei cittadini, certo. È un'azienda pubblica e quindi se l'azienda è nostra dobbiamo comportarci come soci, non dico come proprietari dell'azienda, certo. Perché è sbagliato utilizzare il concetto di proprietà, ma è un bene comune e quindi tutti i sindaci devono comprendere fino in fondo che cosa significa gestire un bene comune per la propria collettività. Cosa si ci aspetta da questo incontro con l'assessore Di Mauro, l'assessore al ramo competente? Con l'assessore Di Mauro si aspetta, dicevo, sulla base di una sempre e costante collaborazione che abbiamo intrattenuto con l'assessorato e il Dipartimento Acque e Rifiuti, una collaborazione che c'è sempre stata, dicevo, e per l'appunto oggi si manifesta con questo incontro che l'assessore ha voluto mostrare verso i sindaci dell'Agrigentino, verso i vertici dell'istituzione del servizio idrico, ATI per primo e AICA successivamente, per garantire questo spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto la nostra azione. I punti di sovrapposizione sono tanti, un punto sulla situazione, sugli investimenti ad Agrigento e in provincia, che non sono pochi, a partire dalla rete idrica che nelle settimane scorse ha visto l'aggiudicazione e quindi partirà a breve con la cantierizzazione. Ci si aspetta un notevole risparmio nell'efficientamento della rete che ci consentirà di razionalizzare meglio le risorse disponibili. Un punto in generale sulle 16 reti idriche che sono state finanziate con lo strumento comunitario che è il REACT, che sta gestendo la nostra azienda consortile e che ci porterà anch'esso in 16 diversi comuni a razionalizzare le risorse e l'utilizzo anche delle stesse, riducendo notevolmente le perdite. È un lavoro costante, continuo, certamente, che si innesta in un momento difficile, che è quello di fare spese e di farla al meglio, e manifestiamo anche la disponibilità dell'assessore a venirci incontro e a cercare anche di trovare soluzioni verso AICA. Sappiamo tutti la condizione di sofferenza finanziaria che è stata dettata anche dal fatto che negli anni passati si è accumulato
un residuo debito di circa 3 milioni di euro dovuto al caro soprattutto energia che ha investito tutte le amministrazioni, tutte le famiglie e finanche anche l'azienda. Se ne sta venendo fuori con un lavoro certosino, costante e di impegno, e noi non possiamo che applaudire anche la disponibilità dell'assessore nell'assecondare le richieste dell'azienda in questa direzione. AICA avvia le procedure per costituire un albo di esperti per la nomina a componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal senso, sul sito istituzionale dell'azienda è stato già pubblicato un avviso rivolto ai professionisti, la cui attività è assoggettata o meno all'obbligo di iscrizione in ordine ai collegi, ai dipendenti di varie amministrazioni, di enti pubblici territoriali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti, ai professori ordinari, ai professori associati, ricercatori delle varie università italiane. L'albo sarà articolato in due sezioni, quello A, esperti in materie giuridiche, e il B, esperti tecnici, sezioni questa volta che a sua volta è suddivisa nelle sottosezioni relative ai lavori, servizi e forniture. E sull'approvazione della finanziaria regionale avvenuta dopo tanti anni senza ricorrere all'esercizio provvisorio abbiamo sentito proprio stamani l'assessore regionale Roberto Di Mauro. Assessore, un'ultima domanda sulla finanziaria dell'Ars. Era 25 anni che non si ricorreva all'esercizio provvisorio, è stato un traguardo importante, no? Un passo avanti che serve a dare certezza alle imprese, ai cittadini, ai siciliani, di una spesa certa, liquida e esigibile che decorrerà dal giorno in cui la pubblicazione della legge. Un passo avanti, vorrei dire quasi storico che ha compiuto questo governo, proprio nell'intendimento di dare certezza ai siciliani e sapere quante sono le somme realmente assegnate alla spesa. Negli anni precedenti spesso si è trattato anche di somme virtuali che sono diventate reali dopo 7-8 mesi e quindi con una grave crisi di liquidità. Questa operazione di natura politica, tecnica e finanziaria credo che servirà alle imprese molto più di quanto si possa pensare. Sugli inceneritori che tempi tecnici abbiamo? Non sono inceneritori, sono termovalorizzatori. Si può parlare di termovalorizzatori non appena abbiamo approvato il piano dei rifiuti. Abbiamo già fatto un primo passo importante, il rapporto preliminare, che ha avuto delle osservazioni, come è normale che sia, da parte del CTS. Stiamo già lavorando per la redazione del piano. I tempi tecnici sono abbastanza segmentati dal dispositivo legislativo e quindi noi stiamo facendo la nostra parte realizzando e adottando lo strumento. Subito dopo ci saranno i tempi da dover rispettare per essere poi portato all'esame del CTS. Finito questo si può parlare di realizzare i termovalorizzatori. Consegnato il testo della legge sulle province agli uffici di presidenza, a comunicarlo i parlamentari della DC a Bace e Pace. Adesso il voto finale del Parlamento per andare al voto diretto della gente. Il decreto legge province è stato appena trasmesso agli uffici di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. Ad annunciarlo il presidente della Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate, relatore in aula della legge insieme al capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace. Adesso toccherà al Parlamento siciliano procedere alla conclusione dell'iter con l'approvazione in aula della riforma delle ex province. Abbiamo atteso la fine della finanziaria e come promesso stiamo presentando il testo al Parlamento, ha dichiarato l'onorevole Ignazio Abbate della DC. Ringrazio i componenti della Commissione Affari Istituzionali, l'assessore Andrea Messina, i funzionari dell'assessorato alle autonomie locali che in questi mesi hanno contribuito attivamente alla stesura del decreto legge. Vogliamo quanto prima che venga approvato in aula in maniera tale che i cittadini possano recarsi alle urne il più presto possibile e tornare a votare i rappresentanti delle province, rilanciando così i territori che negli ultimi 10 anni sono stati abbandonati e mandando definitivamente in soffitta una riforma che si è rivelata fallimentare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo mantenuto l'impegno con i siciliani, consegnare al Parlamento già a inizio anno il testo della riforma delle ex province. Questo quando dichiara l'onorevole Carmelo Pace della DC. In questi mesi abbiamo lavorato incessantemente con l'onorevole Abbate, prima in Commissione Affari Istituzionali e poi in quella Bilancio, per dare l'opportunità
l'opportunità ai siciliani di tornare a votare un governo all'interno delle province. Rinnovare questi organi, continua pace, vuol dire ridare dignità alle istituzioni, responsabilizzare una nuova classe dirigente vicina ai territori, e farlo subito significa rilanciare l'azione amministrativa nel più breve tempo possibile. Speriamo, conclude Pace, adesso che l'Aula possa esitare il testo quanto prima, dando la possibilità ai siciliani di tornare a votare nei prossimi mesi. Si svolgeranno domani alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Erasmo in piazza Cesare Battisti i funerali di Delia Zarniscu, una delle 2 vittime del massacro di Naro. La cerimonia funebre seguirà il rito cattolico. La salma della donna, dopo la messa, sarà trasferita al cimitero del paese. Si terranno invece nella giornata di lunedì alle ore 16 presso la Camera Ardente dell'Agenzia Funebre Ferraro i funerali di Maria Russe. La salma di quest'ultima, dopo un breve rito, lascerà Naro e sarà trasferita in Romania. E ricordiamo nel pomeriggio la marcia dei 200 passi a Naro, indetta proprio dal sindaco della città Brandara, a cui parteciperà anche il console romeno. Calcia e pugna un coetaneo, condannato un empedoclino. Il Tribunale di Agrigento ha condannato 1 anno e 3 mesi l'empedoclino dalle iniziali DC, accusato di aver aggredito un proprio compaesano e coetaneo, sferrandogli calci e pugni, minacciandolo persino di morte. L'aggressione, avvenuta nel luglio del 2021 nel popoloso quartiere dei Grandi Lavori, sarebbe da ricondurre a futili motivi legati all'asserito danneggiamento di un'auto in sosta durante una manovra. La vittima riportava gravi lesioni alla gamba e sarebbe stato persino sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in favore della persona offesa, costituita parte civile. Con l'assistenza dell'avvocato Salvatore Butera, il giudice ha altresì riconosciuto il risarcimento dei danni subiti. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Francesco Calafato. E anche quest'anno, con la finanziaria approvata il 9 gennaio 2024, è stato assegnato alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto un contributo di ben 100.000 euro, indispensabile per proseguire nella diffusione e nella conoscenza del pensiero e dell'opera dello scrittore di Racalmuto, per promuovere l'attività di elevazione civile e culturale. Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione di Racalmuto ringraziano sia l'Assemblea regionale siciliana e in particolare l'onorevole Rosellina Marchetta, che come l'anno scorso ha fatto inserire questa somma nella finanziaria. Sulle nuove norme relative al passaggio al mercato libero su luce e gas abbiamo intervistato e sentito le raccomandazioni di Livio Sutera Sardo dell'Associazione Assoutenti di Agrigento. È proprio l'intervista. Quali le ultime novità relativamente al mercato libero dell'energia e del gas? Allora, con 10 di gennaio c'è il mercato tutelato del gas, quello invece della luce lo hanno spostato al 1 di luglio, per cui gli ultra 75 anni, gli invalidi, gli ammalati o chi ha bisogno di apparecchiatura rimarrà comunque nel mercato tutelato. Per quanto riguarda invece i contratti, la cosa è un poco più pericolosa, perché dal 1 di gennaio l'ARERA ha stabilito che chi fa un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato non potrà uscire dal gestore se non pagando una penale. Quindi bisogna stare con gli occhi aperti, vedere quanto ti danno di penale e quindi scegliere fra i vari gestori. Relativamente al gas? È proprio così, il gas chi è ormai in quel mercato rimane con il gestore, chiaramente, però gli faranno delle condizioni particolari. Sta a vedere se gli conviene, se non gli conviene, quindi potrà uscire. Attenzione, perché in questo periodo chiaramente ci sono 700 aziende che intendono guadagnare da questo mercato del gas e della luce. Fate attenzione a non dire mai la parola sì quando vi chiamano, fate attenzione a quello che vi propongono, perché con la parola sì loro la tagliano e la mettono eventualmente nel contratto, vi fanno dire sempre sì. Quindi aprite sempre gli occhi, state attenti. Ecco, come si può, districarsi in questo mare di offerte un utente? Ma l'utente purtroppo è costretto a imparare a leggere la bolletta.
Noi come Assoutente abbiamo creato un gruppo d'acquisto, perché chi volesse essere interessato può venire da noi e capire di come si legge una bolletta e quali condizioni vengono applicate. In questo gruppo d'acquisto siamo riusciti ad avere il minimo referenziale, per cui riusciamo ad essere competenti con gli altri gestori. C'è sempre da fare attenzione, specialmente a luglio, quando cambierà il tutelato con il mercato libero. Lì bisogna tenere gli occhi assolutamente aperti. Attenzione pure a leggere le bollette, perché le bollette sono composte dalla voce energia, dovrebbero essere composte dalla voce energia, spread e quota fissa. In più poi c'è il trasporto energia, ma quello lo decide l'ARERA, e gli oneri del sistema che decide sempre l'ARERA. Però se non ci sono queste tre voci essenziali, state attenti perché le mettono nella voce energia e non vi accorgete mai della truffa. Quindi, per ricapitolare, chi al momento ha un contratto con l'Enel, il vecchio contratto con l'Enel, cosa deve fare e che tempo ha per scegliere? Facciamo attenzione a due Enel. C'è Enel che è un servizio elettrico nazionale, c'è quello che ha il mercato tutelato, e c'è poi Enel Energia. Enel Energia è sempre un mercato libero. Quindi chi è già in Enel Energia come gas rimarrà, ma l'energia però darà un nuovo contratto con delle nuove tariffe. Bisogna sempre fare attenzione. Le scuole di Cianciana e Alessandria della Rocca diventano laboratori di protezione della bellezza su iniziativa del WWF della provincia di Agrigento. Le scuole di Cianciana e Alessandria della Rocca diventano i laboratori di protezione della bellezza, bellezza che la natura siciliana offre ai suoi abitanti, ma anche attraverso le opere che le varie culture mediterranee le hanno lasciato in eredità. Per questo il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, architetto Giuseppe Mazzotta, ha consegnato a un paio di centinaia di ragazzi dai 6 ai 13 anni un attestato di nomina quali guardiani della bellezza, come già fatto in tante scuole siciliane. L'azione di educazione ambientale, qui concentrarsi sulla biodiversità, è sempre più legata a una fitta rete di incontri che le scuole chiedono al WWF, storica associazione garante di comunicazione senza eccessi slegati dalla realtà. Gli incontri di Cianciana e di Alessandria della Rocca nascono dall'iniziativa degli insegnanti Valerio Valenti e Adriana Sardo dell'Istituto Manzoni, diretto dalla dottoressa Rosaria Provenzano. Oltre agli insegnanti promotori ad accogliere il presidente WWF Mazzotta sono stati i responsabili dei plessi di Cianciana, Alessandria della Rocca, il professore Perconte e Cucchiara. La biodiversità è diventata protagonista delle lezioni che hanno evidenziato rischi, cause e rimedi per favorire la resilienza ai fenomeni sempre più evidenti di impoverimento delle specie animali e vegetali dovuto ai vari fattori umani che hanno modificato le dinamiche del rapporto tra uomo e natura. L'alto livello di interesse di tutti i 4 incontri, tenuti collegialmente con i ragazzi, ha evidenziato quanto grande sia stato il lavoro svolto da tutto il personale scolastico, che si è mostrato particolarmente sensibile alle tematiche legate alla salvaguardia del benessere planetario. Noi siamo il futuro che costruiamo, conclude Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. Come affrontare e governare l'avvento dell'intelligenza artificiale cognitiva nella gestione delle attività imprenditoriali? Gli sviluppi, i riflessi e la regolamentazione saranno al centro di un innalzante focus scelto dalla CNA territoriale di Agrigento per celebrare l'assemblea annuale in programma domani 13 gennaio nella sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, con la presenza del presidente nazionale della Confederazione Dario Costantini, a cui verranno affidate le conclusioni dei lavori. Vogliamo accendere i riflettori su questa materia, affermano i vertici della CNA agrigentina. Non c'è algoritmo, precisano il presidente Francesco Di Natale e il segretario di Agrigento Claudio Spoto, che possa copiare il sapere fare artigiano e simulare l'anima dei prodotti che i nostri artigiani creano con il sapiente uso delle loro mani e con il loro cuore. L'evento vedrà anche la partecipazione dell'assessore regionale Roberto Di Mauro, dei deputati all'Ars Savarino, Vitrano e Catanzaro e della parlamentare europea Annalisa Tardino e del segretario regionale della CNA Piero Giglione.
Giovanni Parisi, l'imprenditore agrigentino che ha già portato a compimento con successo l'idea del torrone più lungo del mondo in occasione della prossima festa del mandorlo in fiore, rilancia la proposta. Ce ne parla Margherita Trupiano. Lo rifacciamo il torrone più lungo del mondo? È la proposta lanciata dall'imprenditore agrigentino Giovanni Parisi, che si è già in passato reso artefice di iniziative di successo e anche caratterizzate da una certa singolarità. Il torrone è tra queste. Agrigento infatti con questa idea è entrata nel Guinness World Records con il torrone più lungo del mondo realizzato nella Valle dei Templi nel 2011, che misurava 660 metri e impegnò 400 cuochi con l'utilizzo di ben 1500 kg di mandorle e 1000 kg di zucchero. La precedente edizione, afferma Parisi, fruttò alla città e alla festa del mandorlo in fiore tanta promozione, più di 200 testate dal CG5 al TG1, TG3, Famiglia Cristiana dedicò 2 pagine, Repubblica e il Corriere della Sera si sono occupate di questo evento con decine di spot gratuiti in tutti i media nazionali. Parisi ricorda che furono 10.000 presenti nella valle per una giornata di festa con 20 gruppi folcloristici regionali, e poi con una punta di amarezza afferma che tutto ciò si sia dimenticato insieme alle 4 edizioni del Mandorlag nello spazio dietro il Cineastor e il Palamandorla, nel Palatenda in Piazza Stazione, la promozione delle Mele Marlene che portavano immagine della festa del mandorlo in tutta la Sicilia. Se dunque l'idea di promuovere il mandorlo e la mandorla e i suoi utilizzi in gastronomia come prodotto legato alla città è da tenere in forte considerazione, bisogna anche prevedere la gestione eventuale del torrone prodotto per fare in modo che se ne possa operare una distribuzione ordinata al pubblico presente all'iniziativa. Malore in volo sull'aereo Palermo-Malpensa, un passeggero ha accusato un malore ed è entrato in arresto cardiaco. Un medico di Grotte, Innocenzo Infantino, è intervenuto immediatamente praticando 90 compressioni cardiopolmonari. Serviva anche il defibrillatore che ha fatto ripartire il battito cardiaco. Vediamo la corrispondenza da Palermo. Una storia per fortuna con un lieto fine. La vicenda si svolge sul volo Catania-Milano-Malpensa. Un passeggero improvvisamente ha accusato un malore ed è entrato in arresto cardiaco. A salvargli la vita un giovane medico siciliano, Innocenzo Infantino, originario di Grotte. Ho controllato il polso e ho notato l'assenza di battito. Ho cercato il battito carotideo ma senza esito. Ho verificato che l'uomo non avesse alcun riflesso. Era chiaro a quel punto che era andato in arresto cardiaco. Mancavano solo 20 minuti all'atterraggio quando Innocenzo Infantino, il medico, ha dovuto praticare ben 90 compressioni della manovra cardiopolmonare. Il cuore del paziente però non riprendeva a battere. Momenti dunque di tensione. A quel punto l'uomo ha capito che serviva il defibrillatore. Ho applicato gli elettrodi e la prima scarica ha fatto miracolosamente ripartire il battito cardiaco. Quando l'aereo è arrivato a destinazione, l'uomo è stato raggiunto e soccorso da un'ambulanza precedentemente allertata dal personale di bordo e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Operazione New Connection, nuove misure, sequestrato un ingente patrimonio a Francesco Di Filippo su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo. La corrispondenza. Operazione della Polizia di Stato di Palermo che ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal locale tribunale, con il quale su proposta congiunta del procuratore della Repubblica di Palermo e del questore nei confronti di Francesco Di Filippo è stato disposto il sequestro di un ingente patrimonio costituito da una comunità alloggio per anziani, un'impresa funebre, un'attività commerciale di rivendita di caffè, un veicolo commerciale, una porzione di villa bifamiliare sita nel comune di Carini, un natante con motore fuori bordo,
19 rapporti finanziari per un valore il tutto complessivo stimato in circa 700.000 euro. In particolare, tra gli elementi posti a fondamento della suddetta proposta emergerebbero le risultanze acquisite nell'ambito della cosiddetta operazione New Connection, che ha portato all'arresto del Di Filippo unitamente ad altri soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Passo di Rigano, nel quale opera con un ruolo decisivo la famiglia degli Inzerillo. In tale contesto il Di Filippo è stato condannato alla pena 10 anni e 8 mesi di reclusione per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. Ulteriori elementi utili a dimostrare la pericolosità sociale dell'uomo sono emersi nell'ambito dell'operazione denominata invece Padronanza, eseguita nel 2020 sulla base della pericolosità sociale qualificata del Di Filippo. Sono state condotte indagini economico-finanziarie dell'Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine di Palermo nei confronti del soggetto e del suo nucleo familiare convivente, che hanno permesso di accertare una inconsistenza reddituale pressoché assoluta, in netto contrasto con l'avvio dell'attività di impresa, nonché degli acquisti di beni immobili e mobili registrati e oggetto dell'odierno provvedimento ablativo. Tra i beni oggetto di sequestro si rileva il natante a bordo del quale il 3 agosto 2018 al largo del Golfo di Mondello è stato documentato l'incontro tra Thomas Gambino, figlio del mafioso americano Joseph, con il boss di Passo di Rigano Tommaso Inzerillo, Giuseppe Spatola, Calogero Cristian Zito e Benedetto Militello. A tal proposito si rammenta come nel corso dell'anno 2023 sono stati eseguiti i decreti emessi dal Tribunale di Palermo nei confronti di Tommaso Inzerillo, Francesco Inzerillo, Giuseppe Spatola, Benedetto Militello, Antonino Lopresti, Antonino Fanara e Alessandro Mannino, con i quali è stata disposta la confisca di un ingente patrimonio per un valore complessivo stimato in circa 2 milioni di euro. Tra i beni confiscati in particolare si segnala l'impresa Carton Plastic, riconducibile a Francesco Inzerillo, nonché l'impresa Edil Decor, riconducibile invece ad Alessandro Mannino. Con i medesimi provvedimenti il Tribunale palermitano ha applicato nei confronti dei soggetti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Polizia di Stato con obbligo di soggiorno. Compie oggi un anno dalla sua scomparsa Fratel Biagio Conte, tante le iniziative in suo ricordo, il servizio. Il 12 gennaio 2023 moriva Biagio Conte. Nel primo anniversario della scomparsa sono tante le iniziative organizzate dalla missione Speranza e Carità. È passato un anno, ma il ricordo di Fratel Biagio è sempre vivo nella mente di tutti noi. Il suo esempio, il suo instancabile impegno e la sua missione al fianco degli ultimi hanno lasciato il segno e continuano ad ispirare le azioni di solidarietà mie e del governo regionale. Così il presidente Renato Schifani: certamente la sua perdita rappresenta un vuoto che non è colmabile, ma la sua testimonianza è un seme che giorno dopo giorno, mese dopo mese, sta dando i suoi frutti. Oggi tutti noi dobbiamo rendere omaggio alla sua memoria e impegnarci sempre di più con azioni ed esempi positivi, oltre che continuare a ringraziarlo per quello che ha fatto da vivo e per ciò che la missione di Speranza e Carità continua a fare a sostegno dei più fragili. Dopo la sua morte, dopo la processione, dalla stanzetta infermeria di via Decollati alla cattedrale, dopo i funerali Palermo, non ha volto lo sguardo altrove. Ha continuato a voler bene a quell'uomo con il saio e con i suoi sandali. Lo dimostra la folla che quasi un anno dopo gli ha reso omaggio. Oggi in tanti tornano in via Decollati in occasione dell'anniversario. Vogliamo però ripercorrere brevemente alcune tappe di un tempo eccezionale. Biagio Conte è spirato la mattina del 12 gennaio 2023 in una stanzetta della missione di via Decollati, trasformata per lui in infermieria. Lunghi sono stati i giorni di attesa, sofferenza, speranza, preghiera. Dopo la diagnosi del tumore, il missionario laico è stato assistito dall'affetto di moltissimi
che si sono riversati lì per pregare e partecipare alla messa di ogni giorno nel giardino contiguo. Fadil, che era stato soccorso dall'opera di generosità delle missioni, è tornato dall'Inghilterra per il suo ultimo saluto. A Luciano, uno dei fratelli, è affidata la cronaca degli ultimi momenti e che apprendiamo noi stessi dalle cronache online. Erano le 6:45 e c'è stato l'ultimo respiro di Biagio, dice. Si è spento con dolcezza. Io ero lì, dalla notte. Lui, poco prima, si era girato un poco nel letto. Poi, quel respiro. Ho capito, ho dato un'occhiata all'orologio e ho avvertito gli altri. Fratel Biagio si era addormentato. Era andato in pace. Qualche giorno dopo, una processione partecipatissima ha portato Fratel Biagio dalla missione alla cattedrale per i funerali celebrati in una chiesa stracolma. Io lo chiamavo fratello Biagio perché per me era un fratello. Ci siamo incontrati alla stazione. Io ero a Santa Chiara e cercavo un giovane che si era smarrito. Ho trovato lui. Ha raccontato Don Pino Vitrano. Ti ringraziamo, Padre, perché hai rivelato ai piccoli il mistero della tua presenza, del tuo amore. Ti ringraziamo per il dono che hai fatto alla città di Palermo, alla Chiesa e al mondo, il dono di un cristiano, un rapporto fraterno e di amicizia, ecco quello che è stato il legame tra Biagio e Don Corrado l'Orefice. Un laico che prende sul serio il Vangelo e dunque che coglie la potenza della presenza di Dio nella sua vita, riesce a cambiare anche la città umana. Oggi Palermo tornerà in quella via per tributare un amore che non è mai venuto meno, per ritrovare gli occhi azzurri e quel sorriso di un ragazzo che lasciò casa sua e si incamminò lungo una strada senza fine. In questo anno non abbiamo mai percepito il sentimento angoscioso di un'assenza, caro Biagio, perché tu continui a restare qui in mezzo ai tuoi fratelli. Ispezioni dei carabinieri del NAS nel settore oleario, la corrispondenza da Messina. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito nei mesi di novembre e dicembre una mirata campagna di controlli nel settore oleario, uno tra i principali comparti della produzione agroalimentare italiana, ispezionando frantoi nonché aziende ed esercizi produttivi e commerciali. Le verifiche su scala nazionale sono state eseguite nei periodi di produzione della materia prima e rappresenta un'intensificazione dei controlli già condotti in regime ordinario nella restante parte dell'anno. La finalità della campagna di controlli è stata la difesa del consumatore e dell'intero settore produttivo dell'olio di oliva, al fine di identificare ed isolare eventuali operatori scorretti, a salvaguardia dell'imprenditoria sana della filiera produttiva e distributiva. Nel corso dell'ispezione, eseguita presso un frantoio oleario di Messina, sono stati sequestrati 800 litri di prodotti oleari, stoccati in contenitori anonimi, privi di indicazioni relative alla tracciabilità e all'origine. Chiuso uno stabilimento di imbottigliamento oli, attivato in assenza di autorizzazioni e in pessime condizioni igienico-sanitarie presso un'azienda agricola della provincia di Ragusa. Nel corso del controllo svolto si procedeva altresì al sequestro di 1825 litri di olio extravergine di oliva destinato alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta a circa 200.000 euro, quello del prodotto oleario è invece pari a 18.000 euro. I controlli proseguiranno nel corso del 2024 in ragione dell'importanza economica rappresentata dall'olio extravergine di oliva quale eccellenza agroalimentare nazionale. E Custonaci non dimentica Giuseppe, aveva ragione Peppino su cosa è la mafia, il servizio di Trapani. È una bella giornata per la nostra città, perché mostriamo a tutti il vero volto di Custonaci, elaborando degli aspetti grafici, elaborando anche delle preparazioni di carattere artistico, delle preparazioni appunto dal punto di vista musicale, che si impegna quotidianamente nella stragrande maggioranza nel contrasto al malaffare, all'illegalità e nel caso specifico al malaffare mafioso. Oggi sono felice e orgoglioso ancora una volta di essere il primo cittadino di questa città
il Comune ha fatto quello che era giusto fare, muovere le coscienze, animare le nostre vie, le nostre piazze attraverso il vociare, attraverso il cantare, attraverso questo aspetto di grande energia dei nostri piccoli. Non è costruttivo sapere che in questi territori, in questi ettari, c'è stata gente davvero, viene difficile appellarla con un aggettivo, animali che hanno avuto l'ardire di tenere sequestrato un bambino di 11 anni. È davvero penoso, vergognoso. Bisogna fare memoria per sensibilizzare le generazioni più giovani affinché tutto ciò che è avvenuto purtroppo tanti anni fa non avvenga più. Insieme, anche se solo dal punto di vista multimediale, queste due comunità dove a confine quegli uomini a cui tu hai fatto cenno prima purtroppo si sono macchiati di questa grave onta possano riflettere. È un momento che unisce sentimenti dolorosi alla speranza. E la speranza è data proprio dalla presenza di tanti bambini, ma anche dalla presenza di noi rappresentanti delle istituzioni, dello Stato. E per i cittadini per bene, che devono sentire forte la vicinanza e la forza della squadra Stato. Questi bambini devono credere nei valori fondanti della nostra Costituzione. Lo si può fare parlando di legalità, agendo con trasparenza e vedendo nelle nostre azioni semi di futuro, di legalità. Questi bambini sono il ponte che collega la loro terra al loro domani. La memoria è la forza di ogni popolo, se la si perde non si va da nessuna parte. Dobbiamo conoscere giustamente da dove proveniamo. Ha ragione qualcuno che alla fine la mafia era una montagna e fermiamoci qua. Sì, effettivamente è questo. Noi dobbiamo mettercela tutta per poter far vincere sempre il bene contro ogni forma di male. Il luogo dove venne tenuto sequestrato proprio a confine fra i due territori, Custonaci e San Vito. Mi auguro che intanto questi ragazzi comprendano quello che è il male che porta la mafia ogni giorno. Convincersi che la mafia non va sostenuta anche nelle piccole forme che purtroppo avvengono anche nell'età scolastica. La nomea di questa, tra virgolette, nobile istituzione, mafia, che non toccava donne e bambini, macchiata di crimini incommentabili. La scuola si occupa di educazione alla legalità e quindi parla pure di mafia. Se noi scendiamo sul concreto con situazioni che sono accadute vicino ai nostri territori, per i ragazzi, per il nostro futuro, è un esempio che colgono maggiormente e si portano dietro. E noi lavoriamo per il loro futuro. Ma come si può immaginare di tenere sequestrato un bimbo di 11 anni senza prendersi neanche il pensiero che poteva essere un loro figlio, un loro caro, un loro familiare, un loro parente? Ho partecipato al convegno tenuto dal Centro Studi Dino Grammatico all'interno del percorso che si è sviluppato coinvolgendo la nostra istituzione e in quel contesto ci sono state delle testimonianze di procuratori, di magistrati che ci hanno detto che questa azione ha sconvolto dal di dentro la mafia. Si deve ripartire dai ragazzi per fare in modo che la Sicilia si ribelli in modo definitivo al male assoluto che è la mafia. Si tratta di una data che non può essere dimenticata, non può passare inosservata. Ricordare quanto questo sia una ferita per la nostra comunità, ma che siamo qui tutti pronti a combattere ogni giorno a fianco ai più piccoli che sono le nostre generazioni nuove che di questo evento tragico non hanno assolutamente memoria, ma siamo noi a doverla costruire insieme a loro affinché tutto questo non possa più ripetersi. Quest'anno cade il centenario della nascita di Dino Grammatico e noi stiamo portando avanti un'iniziativa dal titolo appunto Un angelo al galoppo in ricordo e memoria di Giuseppe Di Matteo. Abbiamo portato avanti con l'Istituto Lombardo Radice Enrico Fermi e parlare di questa figura di Giuseppe Di Matteo, ma anche per rappresentare quello che era la mentalità mafiosa dell'epoca. Ricordo a tale proposito un importante convegno che si è tenuto lo scorso 15 dicembre alla Sala Quartana a Custonaci, dove sono intervenuti il procuratore Fernando Asaro ed il dottor Giuseppe Caruso, presidente dell'ANM. Voi bambini siete sicuramente il futuro, siete voi che con la vostra testimonianza e con questi lavori veramente pregevoli, grazie anche agli insegnanti, avete ricostruito una pagina strappata, una vita estirpata troppo presto.
un vostro coetaneo che è stato portato via dalla mafia. Sindaco, lo Stato c'è e prima della mia presenza ha testimoniato con la sua forza e la capacità di agire sul territorio la forza che le istituzioni possono avere nello sradicare e nel rimuovere ciò che crea soggezione, ciò che rende servi, ciò che non dà libertà. Il maltempo ha causato forti disagi nel collegamento con le isole minori, costretti nei ritardi nei trasporti. Il servizio. L'arcipelago delle Isole Eolie affronta molte difficoltà con l'arrivo del freddo e del maltempo, soprattutto perché le grosse mareggiate mettono a rischio i collegamenti, comportando spesso anche il mancato arrivo di beni di prima necessità. Perfino Panarea, l'isola dei VIP e paradiso turistico estivo, d'inverno si spopola. Dei 350 residenti se ne contano 150. Gli altri, nel periodo invernale, lasciano il loro scoglio che non garantisce più neppure i generi di prima necessità. Infatti, le attività commerciali su questa e sulle altre isole sono quasi tutte chiuse, non si trovano supermercati aperti e si arriva a non avere neppure la disponibilità del pane. I pochi abitanti rimasti sono su tutte le furie. La scorsa settimana, racconta agitato un isolano, per giorni è mancato il pane perché il titolare era partito e a causa del brutto tempo non era potuto rientrare, così siamo rimasti senza pane. E ancora, i supermercati sono tutti chiusi, al porto aperto c'è solo il bar, mancano i generi di prima necessità, 2 turisti l'altro giorno giravano a vuoto per comprare qualcosa. A causa del maltempo e delle mareggiate, anche la situazione dei ponti Porticello e Pietraliscia in località Campobianco di Lipari, area ex cave di Pomice, le cui corsie latomare sono ormai chiuse per rischio cedimento dal lontano novembre 2016, si è ulteriormente aggravata in questi ultimi giorni. La strada, da almeno 5 anni, è a rischio e nonostante i ripetuti controlli dei tecnici provinciali, ancora non si è dato il via ai lavori di messa in sicurezza. In conseguenza di ciò, dopo l'ennesimo sopralluogo, è stata emessa per i 2 ponti apposita ordinanza di chiusura al transito. La chiusura dei 2 ponti costringerà gli abitanti di alcune zone a dover compiere il giro dell'isola, allungando di molto il tragitto per poter raggiungere il centro di Lipari. Forti preoccupazioni vi sono non solo tra gli abitanti, ma anche fra gli operatori turistici per i disagi che si prospettano e per i tempi che potrebbero essere lunghi. Sfuma definitivamente l'ingaggio del giocatore Marimoto dall'Akragas, ridotta la multa alla squadra sui fatti successi a Ravanusa durante il derby con il Licata, ma si giocherà lo stesso a porte chiuse domenica prossima con la Gioiese. Ce ne parla Carmelo Lentini. Sono 2 le ultime novità, entrambe negative, in casa Akragas. Il ricorso presentato per l'annullamento della sentenza federale, che impone una giornata di porte chiuse, è stato rigettato. A questo punto la gara di campionato, valevole per la seconda giornata di ritorno contro la Nuova Gioiese, che dovrà giocarsi all'Esseneto, sarà a porte chiuse. Ridotta invece la multa, che passa da 3.500 a 3.000 euro. La seconda notizia riguarda invece l'atteso arrivo del giapponese Takayuki Morimoto, che per svariati motivi non potrà accasarsi quest'anno in maglia biancazzurra. Dopo un intero girone di andata di grande attesa si chiude un capitolo nato male e finito peggio. Intanto questo mercoledì scorso si è giocato il recupero di Serie D Girone I San Luca Locri, che era stata rinviata domenica scorsa per la tragedia che ha profondamente scosso la comunità di San Luca. Infatti la partita si è giocata e terminata in parità 1-1. Locri in vantaggio con un gol di Marsico al 18° e quindi pari dei padroni di casa con Pelle. Entrambe le squadre muovono la classifica generale, che rimane ugualmente sempre molto precaria. Ed ora ascoltiamo le parole del direttore generale Graziano Strano in merito a questo addio forzato del giapponese Morimoto. Allora, innanzitutto ci premo sicuramente a dire che il caso Morimoto è stata una farsa.
una farsa non fatta dall'Agra Cassacalcio. Siamo stati noi sempre pronti, io, Peppe Deni e tutto il gruppo societario, a portare dentro Morimoto. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo pagato biglietti, abbiamo pagato avvocati, abbiamo pagato di tutto e di più. Abbiamo rimandato Morimoto in Giappone convinti che fosse la soluzione adatta. Purtroppo mi assumo tutte le responsabilità, perché il ruolo del direttore generale è assumersi le responsabilità e dichiarare il bello e il cattivo tempo. Quando si sbaglia, sbaglio io. Quando si indovina sono tutti gli altri che indovinano. Quindi io mi assumo tutte le responsabilità di non essere riuscito, anche se ci ho tentato in tutti i modi, di portare Morimoto ad Agrigento. Altri particolari sulla vicenda, perché non si è riusciti a tesserarlo? Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto un contratto di lavoro, abbiamo fatto l'iscrizione, abbiamo fatto la residenza, abbiamo fatto tutto. L'abbiamo rispedito in termini piacevoli in Giappone, però al ritorno il ragazzo ha detto che era impossibile avere un documento che era paradossalmente importante per la legge italiana, quindi noi abbiamo deposto le armi. Il ragazzo molto per bene, un professionista, ha visto che noi ci abbiamo messo di tutto per farlo venire, anche perché l'avevamo tra virgolette restaurato, era diventato Morimoto, quindi è stato 2 mesi con noi, siamo stati onorati. Io chiedo scusa a tutti quanti, in prima persona sono stato quello che ha cercato in tutti i modi di far venire Morimoto, non ci sono riuscito, quindi mi assumo tutte le responsabilità e chiedo venia a tutti. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.